Incide quasi oltre il 70% delle esportazioni. Un po' di preoccupazione c'è, il mercato americano incide molto sulle esportazioni delle bollicine di marca e l'annunciata politica dei dazi da parte del nuovo presidente Trump ha messo in allerta i produttori di Prosecco. Ho sentito i nostri soci e da un lato c'è stata un'accelerazione forse verso fine anno proprio per anticipare eventuali negatività rispetto all'istituzione dei dazi da parte della nuova amministrazione Trump. Dall'altra però c'è anche abbastanza la consapevolezza e sensazione che non si voglia rinunciare a un'eccellenza come quella del Prosecco e del Prosecco Asolo in particolare, e quindi siamo anche attenti ovviamente a queste novità che arriveranno oltreoceano, ma con una fiducia perché si possa continuare a esportare in maniera importante come è stato finora. Dalla Regione Veneto si guarda con favore al lavoro di diplomazia del governo con la nuova amministrazione americana, così come con i grossi importatori di vini negli Stati Uniti, diversi dei quali di origine italiana. Nel caso però si profilasse l'ipotesi peggiore di dazi pesanti sui prodotti italiani, si sta pensando a soluzioni alternative. Il mercato del vino, non solo del Prosecco ma anche tutti gli altri, stanno vedendo anche altre destinazioni, cioè stanno investendo anche nel mercato asiatico, per esempio, europeo. Adesso si sta lavorando anche molto sul abbassare quello che è il grado alcolico dei vini, addirittura si discute di un'opportunità legata anche al livello zero di alcol, e questa secondo me sarà un'opportunità che aprirà il mercato in maniera incredibile. Si stanno guardando a nuovi mercati nel contempo, ma si stanno guardando anche a forme diverse, perché abbiamo visto che il mercato cambia, i giovani consumano in maniera diversa e quindi sarà importante confrontarsi anche con i consorzi e con gli operatori e con le imprese e le aziende agricole su questo.